Sarà la Guardia di Finanza a controllare che i fondi per le comunità venete colpite dall'alluvione vadano nelle tasche delle persone giuste. Questo è quanto stabilito dall'accordo siglato a Palazzo Balbi durante il punto stampa della Giunta regionale tra Luca Zaia, commissario delegato per l'emergenza, e il comandante regionale della Guardia di Finanza. I controlli a campione partiranno tra qualche giorno. Sarà fatto con tutta la eleganza che queste cose richiedono, senza atteggiamenti che sono di polizia, ma di legalità e di metodologia puntuale e corretta. Di preciso ancora non si sa quanti controlli verranno eseguiti e su quale percentuale di cittadini. Nei primi 20 giorni di attività ci sarà una fase di work in process che orienterà le operazioni delle fiamme gialle. Meno situazioni di anomalia si troveranno, meno le verifiche saranno intense. Oggi siamo anche i primi a mettere in piedi un sistema di controlli serio, severo, nei confronti di chi magari si è inventato l'alluvione. La stragrande maggioranza dei veneti ha sicuramente presentato pratiche nella piena onestà, nella piena serenità. Se c'è qualche furbo verrà punito.